Tiziana Perini collabora da molti anni con il Circolo Navarca, narratrice, canta storie, scrittrice anche, ma anche poetessa, ed è il motivo per cui l'ho invitata a parlare della filosofia dei motti, soprattutto quelli della nostra regione. Abbiamo avuto un piccolo disguido tecnico e mentre lei parlava dovevamo proiettare alcune immagini che lei mi aveva suggerito sullo schermo, ma purtroppo per la rottura del computer queste immagini non sono arrivate, ma comunque Tiziana se la cava benissimo lo stesso. Allora, mi tuffo immediatamente, avevo un'introduzione, la mia è una formazione più filosofica, narrativa, per cui dentro queste cose più scientifiche, tecnologiche, per me è stato quasi un ripasso di geografia astronomica. Allora mi tuffo direttamente. Diciamo che i motti scritti sulle meridiane cambiano a seconda della funzione della meridiana, banale, ma le prime meridiane che erano messe all'interno di edifici sacri chiaramente avevano dei motti che erano appunto degli inviti alla riflessione oppure dei suggerimenti. Poi le meridiane invece su edifici pubblici suggerivano altri messaggi. Poi nel tempo invece la meridiana, diventando meridiana privata, messa su una casa privata, porta in qualche modo il segno, il pensiero di chi desidera che la meridiana segni non solo il tempo, ma dica al passante qualche cosa di più. Io ho fatto un'indagine, questa è così abbastanza rapida, di motti di meridiane friulane, in particolare poi dirò qualcosa delle meridiane qui ad Aiello. Molto interessanti sono le meridiane che dicono di se stesse. L'unica che ho trovato apre proprio un indovinello, no? Cammino senza piedi e parlo senza lingua, oppure un invito, guardami e pensa, oppure una riflessione, la mia anima è il sole, oppure un'esortazione identificandosi con il tempo. Io sono giusto, siatelo anche voi. Il numero maggiore di motti che ci sono sulle meridiane riguardano proprio il tempo. Devo dire che questo sarebbe bello fare un'indagine della concezione proprio del tempo, non solo a livello regionale ma nazionale, anche con un confronto con altri paesi. Che cosa viene scritto sulle meridiane riguardo il tempo, il giudizio che noi diamo sul tempo in rapporto alla cultura del tempo. Il tempo è sempre un tempo che sfugge e la nostra visione, perlomeno regionale, è una misura del tempo abbastanza fuggevole, negativa ed è strettamente legata alla morte. Guardando l'ora pensa che si muore, numeri l'ore i passi dalla tomba, oppure estrema, vivere non è altro che morire, ultima netta, questa proprio radicale. E tutte le accezioni che riguardano la fuggevolezza del tempo, in genere queste sono messe in latino, no? Tempus fugit, tempus volat, ruit hora, no? Corre l'ora. E all'inverso un suggerimento a vivere l'istante, no? Il carpe diem, o come dire, la definizione del fatto che c'è più tempo che vita. Meno riguardo appunto il tempo, tutte le accezioni che riguardano invece l'eternità. La meridiana definisce appunto un istante, un momento, un tempo che sta dentro un tempo infinito, eterno. Il tempo passato non è più, l'eternità comincia. Il tempo passa, l'eternità resta. Oppure il valore alla qualità della vita, no? Dice il tempo fugge e il merito rimane. Qui bene vivit, bene moritur. Chi vive bene anche muore. E nel tempo c'è anche un'attribuzione del senso della verità, no? La verità è figlia del tempo, non contare le ore, usare il tempo come medicina, il tempo che guarisce, il tempo mitiga le sventure, dopo le tenebre torna la luce. E poi ci sono moltissimi motti che invece che riguardano, inneggiano al sole come astro celeste, appunto di riferimento, il sole come vita, il sole come immagine di Dio. Torna il sole, non il tempo. Se non riluce il sole nessuno mi guarda. Sol rex regum, il sole re dei re,
sine sole sileo, che è qui ad Aiello, no? Senza il sole ammutolisco, soli, 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 al solo sole della terra. Da poco io ho incontrato in una strana serata appunto di poesia un uomo che viene dall'Africa, un Tuareg, e lui dice che una delle, come dire, affermazioni solite fra di loro che riguarda appunto il sole è che la terra ha un solo sole. Per loro appunto che attraversano il deserto e vengono in mente tutte queste, il modo in cui le persone, in cui le civiltà si rapportano all'osservazione del cielo, del giorno e della notte e alla misurazione del tempo, come coloro che girano appunto senza orologi e hanno un rapporto del tempo relativo allo spazio, no? Io mi devo muovere per andare da un luogo all'altro portando la carovana, e per loro veramente la lettura del sole e del cielo ha una forza grande. Nel tempo il nostro rapporto sì, con il tempo ma anche con le meridiane si è trasformato, perché la nostra necessità di spezzettare e frammentare il tempo fino ad avere una cognizione della frazione del secondo ci ha resi in qualche modo più indipendenti, no, dagli astri celesti. Noi abbiamo dei mezzi meccanici, stabiliamo anzi un'ora legale piuttosto che un'ora solare, è indifferente che sia luce o buio perché lavoriamo anche di notte. È cambiato completamente il nostro rapporto con il chiaro scuro, con la luce e il buio. E la meridiana in un certo qual modo e questa diffusione, questo amore per le meridiane, no? Cioè, Aiello è un esempio significativo, ma c'è un movimento, un'attenzione rispetto appunto alle meridiane. Molti privati chiedono che vengano dipinte e messe poste delle meridiane sulla propria casa, quasi a capovolgere veramente una concezione del tempo non spinto appunto dentro quei frammenti, no? Con un passato che ci spinge dietro la schiena e un futuro che ci chiama avanti, e questo ci rende impossibile il fatto dell'essere ora qui, no? Della presenza. La meridiana in qualche modo crea invece questa sospensione e da un certo punto di vista come misuratore è un po' anacronistica una meridiana, no? Tutti abbiamo l'orologio e dice che serve per una meridiana, ma che serve forse, e il motto in qualche modo rafforza questo, a far rallentare il passante. La meridiana la guardi se vai a piedi. Giorni fa mi fermo ad uno stop e ho girato la testa, sono quelle cose di impulso, ero a Udine, è una strada che non frequento di solito. Quando ho girato la testa vedo la facciata di una casa e sulla sua facciata c'era una meridiana e dico è bella questa cosa, mi fermo un attimo e volgo la testa e vedo una meridiana. Questa sospensione a cui siamo chiamati e a cui ci richiama la meridiana, secondo me è la magia più grande che ha. E da questo passo a dire due brevissime cose sulle meridiane che ci sono proprio qui ad Aiello. La scelta dei motti prevalente è su 63 meridiane, ben 20 sono in latino, 22 in italiano. Questo mi ha colpito molto. In realtà questa magari è una ricerca che si potrebbe fare, forse chi, a meno che non siano edifici appunto votivi, chiese o canoniche, la richiesta forse dello scrivere in italiano, nel senso che sia comprensibile a tutti, forse più diffusa. Comunque per Aiello appunto 20 meridiane hanno un motto in latino, 22 in italiano, 10 sono in friulano, 4 in greco e 9 non hanno il motto, sono del resto appunto meridiane con strutture particolari, insomma meridiano universale, la pietra polare, la meridiana d'altezza. Poi ci sono appunto meridiani in cui vengono messe dei motti che sono motti d'autore. Abbiamo da Giordano Bruno a Dante Alighieri, da Petrarca a Sant'Agostino. Interessante, c'è una meridiana d'Aiello in cui l'illumino di immenso di Ungaretti è stato, come dire, amplificato ad un illuminiamoci di immenso. Poi ci sono le meridiane legate invece all'attività, quindi chi ha scelto di mettere quella meridiana con quel motto in qualche modo ricorda chi ci abita in quella casa. Quindi c'è sulla panetteria Orso il Sorelle Pan, quindi evocativo del mestiere, della famiglia, piuttosto che quella sulla casa del fabbro di Maria Pinat, ex ferro factum, no? Nata dal ferro, o quella dei carabinieri, ora come allora, o quella sulla canonica di Aiello in greco, che richiama appunto l'apertura appunto del Vangelo di Giovanni, no? In principio era il verbo.
E poi ci sono anche le meridiane in cui il motto in qualche modo ribadisce ciò in cui chi abita in quella casa crede, no? Quindi servi Dio, l'austriaco regno, no? Le nuovissime, anche qua abbiamo una proporzione analoga, mancherebbe una definizione in latino, una scelta in latino. Su 4, 2 hanno scelto un motto in italiano, 1, quello nella scuola diciamo elementare, ladino e friulano, e poi c'è quella invece con un interno in mosaico e quindi è priva di motto. Io volevo dirvi brevissimamente, essendo una narratrice, è brevissima questa cosa, perché ho trovato una piccolissima storia che riguarda proprio il sole e proprio ve la regalo. Spengo questo perché non posso raccontare. Cioè, è notte e c'è una foresta molto, molto intricata e quest'uomo molto anziano, molto vecchio, si trascina. Lui vorrebbe trovare un ricovero perché è proprio agli estremi delle forze. A un certo punto, in mezzo a questa oscurità, vede un piccolo lumicino e si trascina a fatica, vede che c'è una piccola capanna, ha solo l'energia per bussare alla porta si spalanca e compare una donna, è giovane, molto bella, c'è proprio un calore che esce, è acceso il fuoco. Questo vecchio si trascina e cade ai piedi di questa donna. Lei lo prende in braccio ed è leggero, proprio è talmente esile questo vecchio che può tenerlo sulle ginocchia come se fosse un bambino. E allora comincia a cullarlo, a cantargli delle storie, a raccontargli delle cose. E questo vecchio comincia a diventare più giovane, e i capelli cominciano a schiarirsi e comincia a diventare anche più piccolo, e più passa il tempo nell'arco di quella notte questa creatura diventa un uomo, poi un giovane e poi davvero un bambino, e la donna lo tiene sulle ginocchia come se fosse un piccino di pochi anni. È quasi finita la notte e il bambino salta giù dalle ginocchia della donna, corre verso la porta, ma un attimo prima di uscire si volta per salutarla. La donna è diventata molto vecchia, si alza, si trascina a fatica sulla porta, e quando è proprio lì, sta per aprire la porta, il piccino spicca un salto e si lancia nel cielo, e la donna ha solo fiato per dire "Velulà il sorelli". Questa è una storia piccolissima della tradizione orale, in cui c'è l'unica che ho trovato, una storia dell'oralità friulana, in cui c'è questa personificazione del sole che passa attraverso questa esperienza notturna del ringiovanirsi per ritornare ad essere sole. Grazie.